La natura in primavera dà il meglio di sé, le fioriture degli alberi da frutto viste dall'alto sembrano davvero, danno l'impressione di essere un mare colorato che può essere bianco, tantissime sfumature di rosa a seconda che siano albicocche, susine, pesche, mele, pere, ciliegie, c'è solamente l'imbarazzo della scelta. Probabilmente tanti anni fa il colpo d'occhio non era lo stesso perché l'agricoltura era meno specializzata, c'erano anche molte piante singole per quella che era il consumo familiare, quindi non destinato alle produzioni, alle coltivazioni estensive. Sicuramente però è davvero molto ma molto bello e affascinante vederlo, poter godere di questi colori. È anche un periodo molto delicato, soprattutto in un'annata come questa, con la primavera anticipata, basta una gelata, una grandinata nel periodo della fioritura, se i frutteti non sono protetti in qualche modo e si rischia davvero di perdere tutta quella che è la produzione. Ci sono anche delle lavorazioni che si fanno sui fiori. Noi però di questo ovviamente parleremo, però ci concentriamo su piante particolari. Qui, come vedete, non è tutto un fiorire di tutte le piante, qualcuna è fiorita, qualcuna ha già persi i fiori, qualcuna fiorirà nelle prossime settimane. Perché? Perché questo è un frutteto, siamo a Villa Smeraldi, a Bentivoglio, è un frutteto che fa parte integrante di un progetto che vede coinvolta la regione Emilia-Romagna e la città metropolitana, dove sono raccolte tutti i frutti del Novecento dell'Emilia-Romagna, varietà frutticole da Piacenza fino a Rimini. Qui con me c'è Massimo Drago, che è perito agrario, è lui che segue questo spazio. Allora qua davvero è un pochino un tuffo nel passato, basta anche solamente leggere i nomi: Mirandolino Rosso, Bella di Giugno, poi c'è la San Giorgio, Santa Maria, la Pera Coscia, e questo è solamente per le pere, poi potremmo andare avanti all'infinito. Quanti sono le piante e che piante sono? Pere, mele, ciliegie sicuramente, ma quante? Tutte diverse. Dunque, qua abbiamo oltre 180 varietà di specie frutticole, dalle pomacee alle drupacee, delle varietà che si usavano particolarmente nel secolo scorso. La maggior parte sono state superate dal mercato perché magari c'erano degli inconvenienti o di eccessiva pezzatura o di scarso mantenimento nei magazzini. Però per non perdere alcune caratteristiche positive, quali l'adattamento che si è consolidato nel corso di tanti anni, si intende mantenere la coltivazione per avere anche materiale di propagazione, oppure avere un modo per ibridare, per formare quindi nuove varietà che possono mantenere alcune caratteristiche che possono essere rappresentate dai profumi, da certi sapori. E poi ricordiamo che ogni varietà più o meno è legata ad una ricetta che le nostre nonne appunto utilizzavano per fare o dolci o confetture, quindi certe caratteristiche buone ci sono. Alcune volte abbiamo delle resistenze a determinate malattie, cose che possono essere sempre utili per poter sistemare nel posto giusto la varietà più rispondente al clima, alle situazioni pedoclimatiche. Qui, appunto, avendo tante varietà, noi passiamo dalle varietà precoci che già maturano a fine giugno, inizi di luglio al massimo, a quelle che arrivano a stagione autunnale avanzata.
anche perché dobbiamo dire che ovviamente nel passato non c'era la tecnologia che c'è oggi per quella che è la frigoconservazione, quindi era fondamentale anche per le famiglie contadine avere le mele e le pere che si mangiavano subito in estate e poi quelle che ti accompagnavano fino, non dico alla stagione successiva, ma quasi fino a... Infatti, nel caso del melo c'era una certa preferenza da parte degli agricoltori per la varietà abbondanza che, oltre a essere molto generosa nel quantitativo di mele prodotte, appunto avevano come caratteristica questa grande possibilità di potersi conservare a lungo. Voi qui di pesche quante ne avete? Anche lì avete delle... Abbiamo tantissime varietà, suddivise sia in varietà pasta bianca come la vecchia Sant'Anna, la rosa del West, la rossa di Trenti, così, e poi dopo quelle classiche a pasta gialla, che ricordiamo la vecchia Hell. E poi abbiamo l'Impero che ha una pezzatura molto grossa, molto appariscente, e poi vi garantisco anche un sapore eccezionale. Pero, melo, pesche, poi che cosa c'è ancora? Poi abbiamo alcune varietà di ciliegio, abbiamo sia il ciliegio dolce rappresentato dai classici duroni, dalla moretta di Vignola, dalle ciliegie comuni, e poi anche il ciliegio acido come visciole, marasche, quelle cose lì che sono... Che loro proprio sono ancora lontani dalla fioritura. Sì, se le temperature restano più o meno stazionarie, nel giro di una settimana quest'anno i ciliegi si metteranno a fiorire anche loro. Però chiaramente se dovesse avvenire di nuovo dell'aria fredda, che è una cosa che purtroppo ci si aspetta, allora tutto si ferma. Certo che nel momento dell'antesi, appunto della fioritura, della fecondazione, quello è un momento delicatissimo, perché andare sotto zero in quel periodo vuol dire compromettere completamente la produzione. Una cosa ti volevo chiedere, tu ovviamente segui questo frutteto, a me viene anche da pensare, deve essere anche piuttosto complicato, perché poi ognuna avrà delle proprie esigenze di potatura, di lavoro. Caratteristiche, dunque, per quanto riguarda mele e pere, noi abbiamo una concentrazione delle produzioni su questi rametti corti che si chiamano lamburde, che appunto formano delle fioriture a mazzi, e successivamente sono appunto questi rametti corti sono quelli che daranno origine ai frutti migliori. E in questo caso bisogna agire un po' anche di ringiovanimento, perché quando questi rametti corti, le lamburde, cominciano a essere ramificati e a dare origine alle cosiddette zampe di gallo, allora bisogna privilegiare le nuove ramificazioni, le nuove emissioni, e togliere quelle che sono ramificate, perché dopo danno frutti scadenti. Oltre alla lamburda noi ricordiamo il brindillo, che è un rametto di 30-40 cm al massimo, che porta in testa il mazzo fiorale. Quindi quello che si deve fare è togliere i rami al legno e iniziare già con una potatura verde intorno a luglio, in modo tale da non essere costretto a formare delle grosse ferite, perché le grosse ferite facilmente dopo degenerano con formazione di cancri in seguito all'attacco di agenti fungini o batterici. Ma questo vale solamente per il pero, anche poi per tutto, vale per tutto. Per tutto il frutteto. Quindi ricordiamoci poi dopo, i rami a legno però non sono sempre, adesso è una regola che riguarda tutto il frutteto, rami da eliminare, perché se a noi occorre migliorare l'impostazione della pianta, i rami a legno prima o poi daranno origine anche a rami a frutto, specie se noi li incurviamo. E noi abbiamo visto, girando per le campagne in questi giorni, potare degli alberi di pesco in fiore. Perché si fa? Sì, perché il pesco risulta appunto una specie delicata per quanto riguarda la cicatrizzazione, quindi se noi interveniamo sia per i peschi che per i ciliegi a fine inverno, quando siamo proprio sicuri che il freddo
non torna, allora noi abbiamo maggior probabilità di successo, quindi le piante sono in grado subito con la stagione vegetativa di formare il calo cicatriziale e quindi di evitare l'ingresso dei parassiti. E per chiudere il nostro giro, il pesco, ovviamente qua alle nostre spalle una varietà col nome molto particolare, K2, e mi verrebbe anche da chiedermi chissà perché si chiama così, però insomma veniamo alle nostre pesche. E su queste, Massimo, come si interviene? E riguardo il pesco, la potatura deve essere, per avere dei prodotti di buona qualità, deve essere piuttosto severa, e in questo caso noi abbiamo favorito i rami misti su cui generalmente si concentra la produzione. Però in alcune varietà c'è anche la presenza dei dardi, che sono dei rametti corti, tipo quelli del ciliegio, sui quali si verifica la fioritura. E si chiamano rami misti perché negli stessi rametti notiamo sia gemme a fiore, quelle che hanno prodotto il fiore, e anche quelle a legno che originano nuovi rami e quindi altri germogli su cui intervenire con la potatura successiva. Grazie infinite, e a questo punto vi saluto. La nostra puntata di Con i frutti della terra termina qui, in sovraimpressione tutti i nostri riferimenti, e chissà, magari torneremo nel periodo dei frutti per scoprire anche queste varietà diverse. Che frutti diversi ci danno, perché è davvero un mondo. Grazie per averci seguito e arrivederci alla settimana prossima. In collaborazione con